La prendo io. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che dovevamo andare alla ricerca della scala che si trova, no, della scala delle asse. Allora, per andare a prendere le asse, bisogna andare dove? Bisogna andare giù, va bene. E io per andare giù devo andare per di là. Aspetta, corriamo, perché sennò non arriviamo neanche più. Che credo sia questa, esatto. Qui, passamela. Arrivo, arrivo. È pesante. Credo di potercela fare. Ulla. Ok. E io poi ritorno su come faccio? Ecco fatto. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Parli qui, molto bene. Ci avviciniamo. Allora andiamo, oh, guarda qui. Qui abbiamo niente, uno snack, ma la salute è già il massimo, quindi niente. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Qui è chiuso perché è chiuso. Allora, per di qui. No, devo abbassarmi. Qui c'era... Ah, è quella lì. Non sapevo che c'era in zona. Ma... No, questo dove è andata? Dove è andata? Passo la medaglietta. Ma... Ah no, è quella qua. Nel frattempo vedere la milizia delle luci. Ben Gluek 000106. Molto bene. Naturalmente i colpi sono sempre un chi va là, diciamo, perché essendo un survivor, diciamo, post-apocalittico, è una cosa molto più che normale. Allora, vediamo se c'è qualcosa da rosicchiare qui in giro, qualcosa da portarci appresso. Ma niente, non c'è niente, molto bene, Prendi le anche se, munizioni. Ci serviranno. anche se non va bene. Ah, ci sono delle munizioni qui? Ma continuo a sbagliare bottone. Ah, Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? ok, va bene, ricevuto. Vediamo se c'è, non c'è altro da prendere. Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Eh, Andiamo. Forza. ah, dovevamo aspettare Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito Non che hai adesso, roba. Terence. No, no, è tutto ok. Ho Non... la carta. morti. Ok, va bene.
Cerchiamo bene, guardiamo in giro. Aspetta, vado in fondo là, fammi un giro. Se non avete le schede razione, non fatemi perdere tempo. Non mi interessa barattare coi proiettili. Va bene, come vuoi. Sbrigati, moriamo di fame. Tranquilli, la roba arriva subito. Non provare a saltare la fila. Bene, da un pezzo aspettavo questo ratto. Speciale. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Prendilo calci nel culo! Dove pensate di andare? Dai, Torna a sedere. Spaccagli il culo! Fallo! fatti le palle! Amico, dagli un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Alzati! Chi è? Tirati su! Cose vecchie, lasciamo perdere. Che vuoi? Sto solo guardando, amico. Niente di che, niente di personale. Allora, sistema di servizio civile generale della zona di quarantena di Boston. Ah, fanculo. Molto bene. Aument... Oh, bene. No, ho sbagliato. Ah, va bene. Saluti. In qualità di civile abile, questo ordine di lavoro ti impone di partecipare a varie attività relative alla manutenzione della zona di quarantena. Fai il rapporto all'ufficio principale del Charles Bridge il 15 dicembre alle ore 6:30 am per reindirizzamento presso la stazione di gestione delle forze armate. La violazione volontaria dell'ordine di comparizione del luogo e ore indicate in questo messaggio avranno come conseguenza la restrizione delle razioni e potenzialmente la perdita di diritti di residenza nella zona. Porta con te questo messaggio in quando fai rapporto. Nota importante, legge con attenzione. Se hai svolto dei servizi per la comunità negli ultimi 6 mesi, porta la relativa documentazione e il servizio sarà rimandato. Se soffri di problemi fisici o mentali che a tuo parere ti rendono impossibile prestare servizio, porta un certificato medico che descrive la tua condizione. Bene. E tu, cara? Oh. No, no, non ti porto via la bambola, tranquillo. Quel tipo ha ogni sorta di roba in quella fabbrica. Ehi, amico, aspetta. Sì, sì. Ricercato per affiliazione alle luci. Va bene. Cerchiamo bene, qua si gioca d'azzardo, bravissimi. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Molto bene. Qui c'è qualcosa? No. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Farò. Al riparo! Sei pronto? Sì. Ti copro. Trova il punto migliore.
Coprimi, vado avanti io! Aia. Ben fatto, Texas. Vediamo se ci lasciano giù. No, non ci hanno lasciato Come ha fatto giù. a mettere insieme tutti questi tizi? Questo ci ha lasciato giù qualcosa. Niente. Questo ci ha lasciato giù qualcosa? Niente anche questo. Potete giù almeno un paio di proiettili. Così è. Dammi la mano. Ha di forza sta donna però, eh. Congratulazioni. Ok. Andiamo giù per le scale, vediamo se c'è qualcosa da simulare. No, niente. E per di qui non c'è niente, qui non c'è niente. C'è niente. Qualcosa qui in giro? No, non c'è niente. Altri della banda di Robert. Come sai che stanno arrivando? 2 dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci Preciso e e assicuriamoci pulito, che non Texas. entri nessuno. Sì, ho capito io, ma Forza, forza. piano, piano. Afferra. Sì, bisogna essere tanto furtivi in questo gioco. Il tutorial va bene. Questo qui ci hai lasciato giù qualcosa? No, niente. Madonna che taccagni però che sono, eh. Volevo dirtelo. Eliminare Ero in prima Jordan il Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno freddati tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutte le città. Stavano al tetto sotto. Ho un cugino che sta con loro. Davvero? Sì, quell'idiota pensa che salverà il mondo. Speriamo abbia ragione. Preciso e pulito, Texas. Chiave per deposito. Guardiamo in giro. Leggi. Guarda. Questo va su e giù. Non gira, va bene. Vediamo se c'è qualcosa da rancurare. Come sempre no. Qua ho visto... Ah. Abbiamo raggruppato i rifornimenti. Strategie alternative. Sono sotto chiave.
Bene, un ultimo giro e usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con gli altri. Ok. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Non si sa, non vi... Ma se andiamo di sopra cosa si... Qua ci siamo già stati? Anzi, dove siamo arrivati? Aspetta, aspetta, guarda. Cazzo, sono in due, però. Pezzo di merda! Controllo questa zona. Voi... Controllate di là. Dove diavolo è lo stronzo? Oh merda. Aia. Dov'è che mi spari? Dai, modalità furtiva. Ti concede il nemico più velocemente senza rispetto a un strangulamento. Usate un numero limitato di volte. Quando la resistenza termina si rompono aumenta la resistenza trovando manuali di addestramento. Bene. Grazie. Sì, forse è il caso di curarsi. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Vediamo se c'è... Il molo è Oh, no. Questo qui è un kit. Va benissimo. Aspetta che faccio un giretto per di qui, vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Niente non c'è. Va bene, pazienza. Va bene il medikit, ma... Ah, guarda, c'è un altro che va sempre bene. Vediamo se c'è qualcosa qui. Questo no. No, non c'è niente. Bene, andiamo avanti allora. Ah, molto bene. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Allora, qui abbiamo un po' di uomini da far fuori, però qua dobbiamo trovare il punto giusto.
Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo... Usiamo la testa. Sono in tempo. Al culo, Robert. Il ratto dovrà stare attento. Anche se fosse, che cosa cambierebbe? Qui non c'è nessuno. Qui c'è un palo, molto bene. Andare al di là del muro è un suicidio. Qua va su? No, non so. Io preferisco cavare a te. Qui c'è uno, c'è qualcun altro anche? Sembrerebbe di no. Fuori uno. Piano piano li facciamo fuori tutti quanti. Intanto vediamo se ci sono munizioni in giro, che non si sa mai. Vorrei tanto sapere dove sono. Allora, uno è là. Piano piano ci avviciniamo. Piano. C'è qualcun altro? Oh, eccolo già. Vediamo se... Eccolo là, fermo là dietro. Aia. Fortuna che avevo detto che bisogna fare poco casino. Qua giù! Tira il bastardo! Dove sei? C'era un altro che gira, eh. Devo solo capire dove si trova. No, basta, sono tutti finiti. Ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Allora. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. No. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert!
Joel, di qua! L'avevamo quasi preso! No, non è per di qui. Dove è andato? Joel, di qua! Sì, sì. Ah. Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi. Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai che Chi non ha volevo... le nostre armi? Chi è che ha le vostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo! Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro, ma ho i miei dubbi, i miei forti dubbi. Vabbè. Per di là? Ah no, non si può andare. Bisogna andare su per di qua per forza. Di qua. Per di qui So c'è- come evitarli. Vieni. Prego, prima il signore.
su io. C'è qualcosa qua in fondo, magari. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ah, si può andare di qui. Qui c'è Perché qualcosa. adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capo espiatorio. Qua dove eravamo? E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Ah, bisogna andare per di qui. Però io voglio vedere qua in cima se c'è qualcosa prima. No, qui non c'è niente. Dobbiamo andare là, per di là per forza. Aspetta, qui c'è un po' di roba da raccogliere intanto. Forbici, nastri, ingranaggi e via dicendo. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, non c'è nient'altro. Ehi, come va? Vivrò. Non c'è niente. Qui si può andare sotto? No. Stop. Soldati. Quella è l'uscita. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Non posso dargli torto. Che non è il nostro stile. Proviamo piano, con calma. Arriviamo a quella porta. Sì, ma per arrivare a quella porta dobbiamo andare per di qua, è giusto? E qua è un salto, niente. Ah, dobbiamo andare per di là. No, neanche. No, dobbiamo andare per di là. Ah. Siamo persi l'azione. Io prendo questo. La Fai il giustizia giro e non sistema aspetta, l'altro. soldato. Chi se ne frega. Che diavolo era? Non è vero, ti ho preso. Dietro di te! Aia. Forse è il caso di curarsi.
Ah, ce n'è un altro là. È che continuo a sbagliare il bottone che premo un altro per un altro. Però adesso noi andiamo in giro. Occhio alle spalle. Oh, merda. Sei... Dove sono gli altri? Non li vedo, dove sono? Aia. Ah, ecco lì, dov'è? Ma guarda. Vabbè, l'hanno ucciso loro. No. Non hanno ucciso niente per me. Allora, però, ma non... Ma i medikit si possono fare o cosa? Bah. Vediamo se c'è qualcosa. Dobbiamo andare giù per di qua, immagino. Sì. Bene. Questo è un chiaro segnale che da lì non si torna più indietro. Di qua. Non è lontano. Non è lontano. Vediamo se c'è qualcosa da rancurare qui in giro, anche se ho i miei dubbi. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Questo non si rompe. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Però. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Qui mi sa che non c'è niente. Joel, dammi una mano. Ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo.
Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Non È vado lì. con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Bene signori, ora io mi fermo qui. Si può tornare indietro? No. Va bene. Allora io mi fermo qui. Come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Ancora un grazie per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.